20 ottobre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. A Catania Librino diventa sempre più un museo a cielo aperto, poi ancora un romanzo giallo politico. Correva l'anno 1924, sarà con noi l'autore. E ancora i successi del turismo in Sicilia, in particolare di quello crocieristico con i dati nei porti siciliani. Ma cominciamo con l'attualità, le notizie di oggi, e a Favara è stata ritrovata, purtroppo senza vita dopo tanti giorni di attesa, 18 giorni, il corpo di Marianna Bello, inghiottita dal fango durante il nubifragio, ricorderete. È stata riconosciuta dai tatuaggi, uno dei quali sul polso. Il cadavere rinvenuto questa mattina tra Cannatello e Zingarello è di Marianna Bello. La donna, 38 anni, madre di 3 figli, era stata inghiottita da acqua e fango lo scorso 1° ottobre durante il nubifragio che aveva messo in ginocchio Favara. La scoperta è avvenuta stamattina. Alcuni cacciatori impegnati in una battuta hanno notato un corpo nel canale di Scolo che conduce a mare a circa 5 km dal luogo della scomparsa e hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno blindato l'intera area, chiudendo tutte le vie d'accesso. Il pubblico ministero Gaspare Bentivegna ha seguito da vicino le prime fasi dell'indagine. Poco dopo sono arrivati anche i familiari, tra cui il marito e la sorella di Marianna, che hanno riconosciuto il corpo grazie ai tatuaggi. Il ritrovamento del portafogli, di un pantalone tra speranza e dolore. Le ricerche sono andate avanti per 18 giorni, mentre si susseguivano gli appelli della famiglia a non sospendere le ricerche per poter dare a Marianna una degna sepoltura. I funerali di Marianna si terranno domani alle 16 nella chiesa madre di Favara. Il sindaco Antonio Palumbo ha disposto una giornata di lutto cittadino. Adesso vediamo con Emanuela Corsi cosa dicono i quotidiani stamane, anche commenti e anche altre notizie. Sì, intanto vi faccio vedere la prima pagina del Giornale di Sicilia che apre proprio con questo ritrovamento. Marianna, 19 giorni di illusione, questo è il titolo. Alcuni cacciatori hanno ritrovato in un canneto vicino a un torrente il corpo della donna di 38 anni che era sparita lo scorso 1° ottobre, quando a Favara ci fu appunto un nubifragio. Oggi i funerali, intanto si indaga su possibili responsabilità. E allora andiamo a vedere all'interno della Sicilia, pagina 8, dove si parla proprio di questo ritrovamento del corpo di Marianna. Marianna è riemersa dopo lunghi 19 giorni. Il corpo si trovava a Cannatello, siamo a circa 5 chilometri dal punto dove la donna è stata travolta dall'acqua. La sorella Flavia dice: adesso sappiamo dove andare a piangere. Il corpo ha percorso 10 chilometri, oggi lutto cittadino e l'ultimo saluto. La donna, come sentivamo nel servizio, è stata riconosciuta dai tatuaggi e adesso si attende l'apertura del fascicolo ad Agrigento per omicidio colposo. Intanto nell'articolo ci sono le parole dei familiari che proprio qualche giorno fa avevano fatto un appello: non sospendete le ricerche appunto di Marianna. Marianna potrà riposare tra i suoi cari. Ha commentato il sindaco di Favara Antonio Palumbo: non possiamo gioire nemmeno dopo 2 settimane e mezzo di ricerche che hanno visto servitori dello Stato e volontari lavorare fino allo sfinimento. E poi Marianna è tornata a casa, così possiamo trovare un po' di pace. Le parole della sorella Flavia Bello, e sappiamo dove andare a piangere appunto mia sorella. E poi giustizia e verità. Crediamo sia fondamentale trovare i responsabili di tutto ciò, dicono appunto i familiari, capire se ci sono eventuali responsabili tra la protezione civile regionale. Ricordiamo che il giorno del nubifragio a Favara c'era soltanto un'allerta gialla, e capire soprattutto se negli anni il convogliatore sia stato manutenuto a regola d'arte. Quindi la famiglia adesso prima cercava il corpo, adesso vuole invece giustizia e soprattutto la verità. E naturalmente vedremo adesso la Procura di Agrigento come si muoverà in questo senso. Seguiremo gli sviluppi naturalmente nei nostri telegiornali. Intanto a Palermo l'ordinanza del prefetto rende attive le zone rosse in centro storico e continuano anche lì le indagini, in questo caso per l'omicidio di Paolo Taormina.
È pienamente in vigore il dispositivo integrato di controllo del territorio nelle aree considerate a rischio nel centro storico di Palermo. Le 3 zone rosse individuate con ordinanza dal prefetto Mariani, off limits per i prossimi 3 mesi, a chi ha precedenti penali per droga, rissa, lesioni, furto, rapina e altri reati specifici. In queste aree le forze dell'ordine potranno allontanare chi disturba senza ulteriori provvedimenti. Vucceria, via Maqueda, Piazza Verdi, via Roma, l'intera area del Teatro Massimo e via Cavour, le zone più controllate, compresa l'Olivella, teatro dell'omicidio del 21enne Paolo Taormina, ammazzato con un colpo di pistola sparatogli in testa davanti a un pub alla presenza di decine di persone. Sul fronte delle indagini, il 28enne Gaetano Maranzano, reo confesso dell'omicidio, non avrebbe agito da solo. Fra i 7 giovani dello Zen, destinatari di perquisizioni, alcuni avrebbero mentito nelle deposizioni. Una denuncia è scattata per chi avrebbe aiutato Maranzano a scappare, mentre un altro sarebbe indagato per avere schiaffeggiato uno dei clienti del pub. Nel quartiere Zen, intanto, si è svolto un momento di preghiera con gli arcivescovi di Palermo e Monreale. C'è un'alternativa alla violenza, dicono l'orefice e i Sacchi. Presente la mamma di Paolo Taormina, salutata da tanti residenti. Mi sembra che siamo riusciti nell'intento. Certo alternativa, ma un convenire che ci ha fatto annunziare parole proprio a partire da questo quartiere che non può essere ancora una volta definito un quartiere periferico. Oggi dallo Zen sono partiti messaggi, parole che riempiono il cuore, soprattutto il messaggio di mettersi tutti in marcia. Da questo luogo considerato periferia, considerato luogo di disagio, è possibile ripartire con una parola di speranza, che è la parola di Dio, una parola che chiede a ciascuno di noi di fare la nostra parte. Paolo Taormina è stato anche ricordato allo stadio Barbera con uno striscione esposto sugli spalti nel prepartita di Palermo-Modena con un lungo applauso e le parole in coro: Paolo vive. Diamo un'occhiata ai quotidiani su questa notizia con la nostra Emanuela. Sì, siamo sempre sulla prima pagina del Giornale di Sicilia. Allora vediamo zone rosse al via, presidiata la zona dell'omicidio. Movida blindata in forma sperimentale, sono iniziati i maggiori controlli. Da oggi viene intensificata la vigilanza, è iniziata la sorveglianza rafforzata appunto sulla Movida di Palermo, così come ha chiesto il prefetto Mariani. Ha disposto, anzi le forze dell'ordine si sono concentrate tra l'area del Teatro Massimo e di via Spinuzza, cioè la zona del locale davanti al quale appunto è stato ucciso Paolo Taormina. Un avvio, dicevamo, sperimentale che è partito questo weekend, mentre da oggi scatteranno i controlli intensificati nelle 3 zone rosse. Oltre a questa di davanti al Teatro Massimo, alta vigilanza per 3 mesi anche alla Vucceria e in via Maqueda fino alla stazione. Ricordiamo zone che sono state teatro di vari episodi di violenza. Andiamo a vedere anche all'interno della Sicilia, intanto il pensiero commosso, i gesti anche dei palermitani verso Paolo Taormina, fiori e pensieri per Paolo, l'agente della notte che va sul luogo dell'omicidio. Una settimana dopo l'assassinio all'Olivella si riparte intanto nella nuova zona rossa rendendo omaggio al ragazzo, quindi sono tanti i palermitani e i giovani anche che vanno a portare un pensiero nel luogo dell'omicidio. E poi in via Maqueda poco è cambiato, questo è un racconto che oggi fa la Sicilia: molte vie sono senza presidio fisso, quindi nonostante sia partita la zona rossa in realtà però ancora ci sono pochi controlli secondo alcuni testimoni. E poi Vucceria, controlli già dall'estate, la movida selvaggia si è spenta da mesi. I presidi della polizia hanno portato la calma, non durerà però, pensano. E poi allo stadio Barbera, anche questo, uno striscione per Taormina, sempre con noi, questo è il pensiero invece dei tifosi del Palermo. E poi volevo ritornare alla pagina precedente perché a proposito delle indagini si aggrava la posizione per un amico di Maranzano, ricordiamo, reo confesso, il cerchio si stringe.
sempre di più sui complici appunto di questo 28enne che si trova in carcere per l'omicidio di Paolo Taormina. Gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Piazza Verdi e anche del capo della DDA Maurizio De Lucia e dei PM insomma hanno permesso di risalire a 4 ragazzi dello Zen, che ricordiamo al momento sono 4 indagati, ma potrebbero esserci anche altri complici. Grazie Emanuela. Da Palermo a Catania massacra di botte il padre e lo lascia in fin di vita. Un 31enne è stato arrestato dalla polizia, poche ore prima aveva già aggredito il genitore fratturandogli 4 costole. La notte precedente era finito il pronto soccorso con 4 costole rotte. A poche ore di distanza, la furia cieca del figlio lo rimanda in ospedale, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Un catanese di 31 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. La polizia è intervenuta nel quartiere di Picanello a seguito della richiesta di aiuto giunta da alcuni residenti della zona, testimoni di un'aggressione in strada compiuta da un uomo nei confronti dei genitori. La vittima era stata da poco dimessa ed insieme alla moglie aveva deciso di far ritorno nell'abitazione da solo, dove il figlio, che lo vessava con continue richieste di denaro, lo ha di nuovo aggredito. I poliziotti hanno trovato l'anziano per terra con una gamba steccata e il volto tumefatto. Gli agenti hanno appreso delle continue minacce e violenze che i coniugi sarebbero stati costretti a subire dal figlio per andare via da casa e per ottenere il denaro. Intercettato in piazza Trento, il 31enne, già denunciato dalla madre per maltrattamenti, è stato trasferito in carcere. Siamo al calcio, alla Barbera, finisce 1-1 tra Palermo e Modena. Rosanero che falliscono l'assalto, al primo posto Marculla. Sorpasso fallito al Barbera, tutto esaurito, finisce 1-1 tra Palermo e Modena. Rosanero che falliscono l'assalto al primo posto, che resta alla compagine modenese. Una partita dai 2 volti, il Palermo, seppur non brillando nel primo tempo, ha comunque in mano il timone del match, trovando anche il vantaggio con Segre. Nella ripresa però cambia lo spartito ed è il Modena a giocare decisamente meglio e a trovare il pari su autogol di Beresischi. Probabilmente è mancato qualcosa a centrocampo, la manovra è apparsa confusa e senza logica, soprattutto nella seconda parte di gara. Inzaghi lascia le Aronne in panchina e mette dentro Brunori assieme a Palumbo alle spalle di Pogliampalo. Torna titolare Ranocchia. La prima mezz'ora scorre all'insegna dell'equilibrio. Le 2 formazioni si studiano e badano a contenere. Di Mariano, l'ex, ci prova, ma Joronen para senza problemi. Al 33esimo arriva il gol del Rosanero a seguito di un rimpallo all'interno dell'area. Segre il più veloce, destro secco di controbalzo e rete nell'angolino. Il Palermo ringhia e mette pressione al Modena, che però regge l'urto fino a fine primo tempo. Ripresa, un muro rosa difende la porta di Joronen, ma è sempre la squadra di Sottil a fare la partita. I cambi non aiutano il Palermo, che si chiude sempre più fino a quando arriva il pari degli ospiti su autogol di Beresischi. Non c'è più gara, il Palermo non azzecca 2 passaggi consecutivi ed è il Modena che mette alle corde la formazione di Inzaghi. Finisce 1-1, Palermo che resta comunque saldamente al secondo posto. Catania invece dominante, vince 2-0 contro la capolista salernitana con una super punizione di Cicerelli e un gol scusate, di Forte. Rossazzurri adesso a -1 dalla vetta e domenica al Mazzimino arriva il Benevento. Marco Carli. Forse non era un bivio, ma un incrocio importante, quello sì. E il Catania è passato con autorevolezza da grande, domando la Salernitana. Il Massimino dei quasi 19.000 festeggia e ha ragione. Toscano propone lo stesso 11 di partenza visto a Giuliano, anche Raffaele conferma lo schieramento di Monopoli. Squadra che vince non si cambia, insomma. Così come al cuore non si comanda, il cuore dei tifosi ferito da Inglese fa riservare fischi e cori contrari all'ex di turno. Cicerelli, recuperato e schierato, ci prova dalla lunga distanza, ma il pallone finisce alto. Dopo la mezz'ora arriva la prima vera occasione ed è di marca salernitana. Inglese scambia con Ferraris, Gherardi scivola e apre la strada alla conclusione del trequartista campano, che Dini controlla senza problemi. Una gara così si sblocca spesso sfruttando i piazzati e il Catania ha uno specialista, si chiama Cicerelli. Da grande distanza trova una punizione delle sue, il numero 10 fa partire un gran tiro che si insacca, l'incrocio 1-0 e primo tempo in archivio. La ripresa si apre con un'altra occasione per il Catania. Lunetta, servito da Forte, galoppa verso Donnarumma che respinge la conclusione.
Il Catania adesso gioca meglio della Salernitana e sfrutta le caratteristiche dei suoi giocatori. Dini lancia lungo, Lunetta tocca di testa, Golemic sbaglia l'intervento e Forte fa il suo, controlla e fulmina Donnarumma, 2-0. Il Massimino fa festa e poi applaude Dini che respinge un tiro dalla distanza di Villa. D'Ausilio, appena entrato, sfrutta un pallone di Celli spedito in aria e dopo un controllo di testa manda alto. Entra anche Rolfini e si fa vedere subito con una deviazione alta su calcio d'angolo. Nel recupero ancora il numero 9 ha sui piedi la palla per il 3-0, grande assist di Corbari e tiro a colpo sicuro. Donnarumma risponde alla grande ma si poteva concludere meglio, comunque resta buono l'impatto dell'ex Vicenza. Adesso la Vette ha una sola lunghezza di distanza con la Salernitana raggiunta dal Benevento. Domenica proprio la squadra di Auteri sarà a Catania, un altro incrocio, un'altra sfida. Il Catania di oggi all'8º clean sheet in 10 partite fa paura a tutti. I commenti e le cronache sui quotidiani con Emanuela. Sì, partiamo proprio dallo sport, da questa domenica ricca di eventi calcistici per quanto riguarda appunto la Sicilia. Allora, siamo sulle pagine della Sicilia, Palermo, che peccato per quanto riguarda la Serie B, i rosanero vanno avanti con il gol di Segre dopo il 32esimo, pari del Modena nel finale, e poi il Catania 6 forte in Serie C, una punizione di Cicerelli e il bis del centravanti atterrano la Salernitana, i rossazzurri che sono a -1 dalla vetta. Andiamo a vedere all'interno allora cosa è accaduto ieri per quanto riguarda la Serie B. La Palermo, che sperava di arrivare in vetta alla classifica, dall'illusione al pareggio, e i rosanero mancano questo sorpasso. Nel primo tempo la sblocca Segre, ma alla fine, insomma, al 15esimo dalla fine appunto segna anche il Modena. Inzaghi ha ruotato la formazione base, però senza riuscire a limitare l'avanzata dei canarini, e quindi finisce 1-1 al Barbera. I grandi rimpianti di Pippo Inzaghi, che dice: dovevamo difendere da squadra, non mi sono piaciuti i 10 minuti in cui è maturato il gol degli avversari. Segre goleador di giornata. Pensiamo subito alla sfida di sabato in casa del Catanzaro. Invece vediamo la gioia della Catania, che è a -1 dalla vetta, è un Catania incontenibile, Salernitana al tappeto, i rossazzurri che sono quasi arrivati in cima alla classifica. Sblocca Cicerelli con una punizione degna della copertina, raddoppia Forte con una conclusione di rabbia. Rolfini e D'Ausilio sfiorano il tris per l'8ª volta su 10 gare. La difesa resta imbattuta. Domenica arriva il Benevento. E poi ci sono le parole naturalmente di mister Toscano: una grande partita preparata nei dettagli, ma si può migliorare. Abbiamo chiuso gli spazi ripartendo con veemenza. Se nella fase difensiva siamo attenti, vuol dire che c'è solidità ovunque. Queste le parole del tecnico rossazzurro. Ma vediamo anche le altre di Serie C che hanno giocato sempre ieri pomeriggio. Il Siracusa, sempre ultimo in classifica, un altro KO di rigore e sempre più in fondo. Turati rimane in bilico, Turati appunto l'allenatore degli azzurri, che sono puniti dagli 11 metri dopo un bel primo tempo, anche se inconcludente. A rischio appunto la panchina del tecnico. E poi sotto vediamo anche il Trapani che perde 2-0. Trapani colpito 2 volte a freddo dall'Atalanta Under 23 è incapace di rialzarsi. Granata sconfitti a Palermo, amaro il tecnico Aronica che dice: abbiamo sbagliato proprio approccio. Ma lasciamo adesso lo sport e andiamo a vedere le prime pagine. La Sicilia appunto mette naturalmente la foto di questa vittoria della Catania a salto alla vetta, ma si parla anche di politica siciliana, e vediamo qui nel taglio basso il colloquio con Giorgio Mulè, il vicepresidente della Camera, che dice: per la Sicilia un sogno americano. E poi le parole del ministro Musumeci a Catania per la kermesse di Fratelli d'Italia, che interviene dicendo: Messina torni a casa. Si riferisce a Manlio Messina, uno dei fedelissimi di Giorgia Meloni, che qualche tempo fa ha lasciato il partito. All'interno della Sicilia vediamo questa notizia perché a Lampedusa c'è stato un altro soccorso, è stato soccorso un barcone con 91 migranti
e sono state trovate su questo barcone 2 vittime e 14 migranti invece intossicati dalle inalazioni. Ancora vediamo la prima pagina della Sicilia, di Palermo, naturalmente in primo piano il pellegrinaggio da Paolo e poi il ritorno della movida in centinaia sul luogo dell'omicidio per omaggiare il ragazzo ucciso all'Olivella. Vediamo anche la prima pagina di Messina, dove c'è questa notizia. A Taormina il CCPM, il centro di cardiochirurgia pediatrica, è stato contattato per curare 11 bambini provenienti da Gaza. Ricordiamo che questo centro è sempre a rischio perché insomma è rimasto aperto ma con continue proroghe e ancora non si è arrivati ad una risposta definitiva se continuerà ad operare o meno. Vediamo la pagina di Siracusa, in alto raffineria ISAB, Cannata, governo attento. Per il debito Gol Energy, il deputato di Fratelli d'Italia rassicurante dopo aver parlato con il ministro Urso. Questo per quanto riguarda appunto il polo petrolchimico di Siracusa. Vediamo anche la prima pagina di Catania. E c'è questa novità, piazza Federico di Svevia riaperta al transito delle auto, consentito il passaggio tranne sabato e domenica ma non il parcheggio. In piazza Federico di Svevia era stata istituita la famosa isola pedonale che ha diviso parecchio i cittadini catanesi e soprattutto i commercianti della zona e gli esercenti. Vediamo ancora la prima pagina della Gazzetta del Sud, in alto Messina, lo street food si chiude con un altro successo, cannolo e pizza fritta sono le specialità preferite. E poi vediamo ancora altre notizie, vediamo che ce ne sono tante naturalmente nazionali ed internazionali, vediamo invece questa qua. L'Italia inizia e finisce sulla scaletta delle navi veloci. La vergogna dei trasporti tra Messina e Villa San Giovanni, a rischio le coincidenze con i treni in arrivo. E allora leggiamo, aspettando il ponte che verrà, i trasporti dello stretto di Messina continuano ad essere gestiti in maniera approssimativa per i passeggeri che vanno e vengono dalla Sicilia. La misura del fallimento è data dalle incongruenze tra le altezze delle scalette per accedere ai mezzi veloci differenti e pericolosi tra Messina e Villa San Giovanni. Grazie Manuela. Adesso traffico del lunedì mattina da Catania. Allora vediamo subito via Vincenzo Giuffrida, mi pare. Eccola qua, vedete? Sempre traffico intenso, però scorre abbastanza, tranne quando ci si ferma per i semafori pedonali, giustamente. Poi vediamo Tondogeni da una parte solo, la corsia del lato destro, anche lì sono in tanti ma si scorre. E poi le belle immagini ci aspettiamo, eccola qua una, l'Etna oggi fuma, vedete un po', cielo bello azzurro, nubi un po' più in basso, ma quelli sono proprio vapori dell'Etna. Molto bella questa inquadratura. Poi Taormina è meravigliosa, anche quando non c'è il sole pieno come oggi, è un po' nuvoloso lì sopra, però l'inquadratura, poi il lato sinistro vedete che meraviglia. Va bene, facciamo una pausa e tra poco riprendiamo la rassegna stampa, questa volta i quotidiani nazionali, con Emanuela Corsi. Buongiorno Sicilia, state con noi, vi aspetto. Buongiorno Sicilia, i quotidiani nazionali con Emanuela Corsi. Sì Michele, partiamo dalla prima pagina di Repubblica, vediamo in alto una notizia che ha veramente dell'incredibile, colpo grosso al Louvre, rubati i gioielli di Napoleone, trafugati in soli 7 minuti 9 pezzi, tra cui la tiara di Giuseppina. I ladri travestiti da operai però perdono nella fuga parte della refurtiva. Leggiamo Arsenio Lupin torna al Louvre di Parigi, in versione però operaia,
febbraio con il famoso gilet giallo ed è la scena appunto da film che si è svolta ieri mattina nel museo più famoso del mondo, quando una banda di ladri ha messo a segno appunto questo colpo fulmineo, soli 7 minuti ma anche spettacolare, nella galleria d'Apollo, portando via 9 gioielli della collezione di Napoleone Bonaparte. Il Louvre aveva appena aperto le porte al pubblico. Clamoroso, ne parlano oggi tutti i quotidiani naturalmente. E poi l'altra notizia, ci facciamo un po' più seri naturalmente, Gaza, fuoco sulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregua appunto in Medio Oriente. Nuovo raid di Israele contro Hamas, accusata di aver attaccato i militari dell'IDF. 21 vittime. Ben Gvir, riprendere la guerra. Ricordiamo che Ben Gvir non ha mai approvato questo piano di pace. E poi pressing degli Stati Uniti su Netanyahu per la riapertura dei valichi che sono stati nuovamente chiusi e la ripresa naturalmente degli aiuti alla popolazione. Poi c'è una notizia invece di cronaca che arriva dall'Italia: assalto degli ultras di Rieti al pullman del Pistoia Basket, viene ucciso l'autista da una pietra e vediamo appunto il parabrezza del pullman che è stato sfondato da questa sassaiola che è avvenuta ieri, che è costata la vita a questo autista. Vediamo il Fatto Quotidiano di oggi, anche qui ampio spazio e apertura dedicata proprio al Medio Oriente. Netanyahu infrange la tregua, scrive il Fatto, accusando Hamas di violarla. Raid con 33 morti, e poi gli Stati Uniti lo obbligano a fermarsi e a far passare gli aiuti. La Stampa, Gaza, la pace è già in bilico, raid dell'esercito israeliano, qui si parla di 44 morti. Netanyahu, Hamas ha violato la tregua in serata, l'annuncio torna il cessate il fuoco. E poi c'è l'altra guerra con Trump che mette Zelensky con le spalle al muro e gli dice: accetta le condizioni di Putin o distruggerà l'Ucraina. E allora andiamo a vedere il Corriere della Sera. Anche qui Gaza, tregua appesa a un filo, Israele che accusa Hamas, raid su Rafah, e poi anche qui Trump che avvisa Zelensky: accetta le condizioni di Putin o vi distruggerà. E allora andiamo all'interno del Corriere della Sera e parliamo di quest'altra guerra di cui si parla un po' meno ormai da mesi. Trump e la minaccia a Zelensky: cedi a Putin o sarete distrutti. Il Financial Times, lite sul Donetsk, il leader statunitense: non possiamo dare tutte le armi a Kiev. Proprio pochi giorni fa l'incontro tra Zelensky e Trump, Zelensky che chiedeva nuove armi, ma Trump si è ha negato questo aiuto. Cos'è che vuole Putin? Andiamo a leggere. Putin vorrebbe che gli fosse consegnato il Donetsk in cambio di alcune piccole aree delle due regioni meridionali di Kherson e Zaporizhzhia, pena il rischio di finire distrutto. Questa è la richiesta appunto del leader del Cremlino, e oggi sul Corriere vediamo questa cartina che ci fa capire che cosa è successo durante questi anni di guerra. Intanto l'1% è la porzione di territorio dell'Ucraina che la Russia ha conquistato da novembre 2022, proprio quando è scoppiato il conflitto. Vediamo le varie aree che sono queste in rosa, appunto, che sono state conquistate dalla Russia, i territori sotto controllo a inizio maggio, li vediamo qui. L'Oblast di Kherson, l'Oblast di Zaporizhzhia, sono Oblast regioni, e poi il Donbass, e poi i territori invece controllati dai russi prima del 22 febbraio 2022. Vediamo il Donetsk, un attimo perché non si ecco, Donetsk e Lugansk, ma anche la Crimea. E poi c'è in rosso invece segnato il territorio conquistato negli ultimi 6 mesi, che è quest'area qua. Quindi se
Zelensky consegna il Donetsk a Putin, ecco che lui cederà queste aree che vediamo, Kherson, Zaporizhzhia e via dicendo. Andiamo a vedere un'altra notizia all'interno del Corriere, perché si torna a parlare del ragazzino Paolo Mendico, che si è tolto la vita il giorno prima di tornare sui banchi di scuola. Fu bullismo, non ci sono dubbi. Il Ministero accusa i docenti, via alle misure disciplinari. A Latina concluse le ispezioni, la scuola sminuì la gravità della situazione. Il ragazzino era stato preso di mira dai bulli, nonostante i vari appelli della famiglia, però nessuno ha fatto nulla. Le nostre denunce, parla il fratello di Paolo Mendico, furono prese alla leggera, ora ci dicano la verità e i nomi dei responsabili. Si parla anche di manovra finanziaria, stallo, le novità, stallo sulle pensioni, niente proroga di quota 103 e manca il rinnovo di opzione donna. Tensione su questa misura che riguarderebbe le banche, si limano adesso i dettagli. E allora andiamo a vedere che cosa prevede la nuova legge di bilancio, il cantiere di incentivi, tagli, agevolazioni, chi perde e chi guadagna. Qui ci sono tutti i numeri della manovra appunto 2026, ma andiamo a vedere appunto le varie voci. Intanto rottamazione fino a 54 rate bimestrali, ritorna la possibilità di mettersi in regola col fisco con la rottamazione. Poi il rientro dei paperoni in Italia, la tassa sale a 300.000 euro l'anno, ancora sanità 5 miliardi in più di 2 anni. E ancora il taglio dell'IRPEF per il ceto medio che scende al 33%, straordinari e feste, flat tax al 15%, viene detassato lo straordinario e poi il lavoro festivo. E poi vediamo ancora gli affitti brevi, questa è una novità. Per tutti l'aliquota sale al 26%, prima era al 21% per la seconda casa e poi dalla terza casa in poi saliva al 26%. Adesso si alza l'aliquota anche per frenare questo dilagare di affitti brevi, perché ormai non ci sono più affitti, immobili in affitto durante tutto l'anno. E poi vediamo gli sgravi per le mamme, congedi parentali fino ai 14 anni naturalmente del figlio, e poi le accise sigarette e diesel salgono ancora i prezzi. Vediamo anche questa, stablecoin al 26%, meno soldi però al cinema italiano. Vediamo il secolo XIX, l'apertura, prima casa, famiglie e salari, appunto la manovra alza gli ultimi veli. Diffusa la bozza della legge di bilancio, i ministeri chiedono di ridurre i tagli lineari. E poi anche qui viene sottolineata questa novità degli affitti brevi, la tassazione che sale al 26%, aiuti per i genitori separati, gasolio, il prezzo aumenterà. Il resto del Carlino, anche qui apertura con la manovra finanziaria, però si parla di ISEE, sconti per la casa e per i figli, più tasse sugli affitti brevi, manovra, più risorse al pacchetto famiglia, arriva la carta valore per i neodiplomati, cedolare secca sulle locazioni al 26%. Intervista al ministro Urso, siamo di nuovo in serie A. Vediamo anche alcune notizie di cronaca. Intanto a Fabriano, coltellata killer, primi giovani sotto indagine, ma manca l'arma. Ricordiamo, a Perugia è stato accoltellato un giovane in un parcheggio di una... Ovviamente parliamo anche qui di mala movida, quindi vediamo un fenomeno che purtroppo riguarda tutto il nostro paese. E poi ancora un ciclista che precipita nel dirupo, escursionisti trovano il corpo, la vittima un 66enne a Sasso Marconi. Si parla anche di influenza, l'antinfluenzale nelle farmacie, 1500 i vaccinati in una settimana. Disponibile anche il vaccino per il Covid. E poi vediamo nel taglio
Basso ha 19 anni, pestata e minacciata, la polizia arresta l'ex fidanzato, ma cosa succede? L'uomo torna subito libero. Succede a Varese, polemica sulla misura del divieto di avvicinamento. Il Sole 24 Ore, vediamo le imprese, investimenti, trend in altalena nei bilanci dal 2019. Infocamere per 623.000 società non quotate, l'impatto dei nuovi impianti dopo il boom 2020, spinta in manovra con il super ammortamento, e si parla appunto anche qui di manovra ISEE senza prima casa. Questa la rivoluzione per quanto riguarda l'ISEE, impatto ridotto. Istruzione e dispersione scolastica in discesa, una buona notizia, ora è al 9,8%, poi giù lentamente. Il Giornale di oggi, l'asse tra Meloni e Trump sul politicamente corretto, e il presidente degli Stati Uniti che rilancia la possibile intesa sui dazi. Libero. La figuraccia della leader del PD, Schlein, sballa da sola, scrive Libero, eppure Ranucci la lascia. Il riferimento naturalmente all'attentato nei confronti del giornalista Rai. Il conduttore di Report sulla bomba ha detto: non credo a mandanti politici. Ricordiamo che dopo l'attentato c'è stato uno scontro tra Elly Schlein e Giorgia Meloni, Elly Schlein che attaccava il governo di destra proprio anche per questi fatti che avvengono e soprattutto per la mancata libertà ormai anche di stampa. Le sparate anti-Giorgia accolte con freddezza da giornali, amici e partito. E ancora vediamo La Verità con questa foto, Macron dietro la Gioconda, colpo da film al Louvre, Macron si fa rubare i gioielli di Napoleone. Davvero incredibile questo furto. Allora, adesso facciamo una breve pausa e tra poco saremo felici di ospitare qui il maestro Antonio Presti, che continua a trasformare Librino in un museo a cielo aperto. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è con noi Antonio Presti, bentornato, e ci fa enorme piacere ritrovarla qui, anche perché dobbiamo parlare di nuove opere che arricchiscono e abbelliscono il quartiere di Librino. Sono 3 in particolare, vero? Sì, una semina che trova sempre nel seminare il senso. Io è da 20 anni che ho donato a Librino parte della mia vita, con la gente, con le scuole, e abbiamo fatto tante opere. Però lo spirito che anima la semina è l'amare, non conosce mai fine, e quindi è giusto andare sempre nelle scuole, continuare questa educazione generazionale, perché Librino, grazie all'impegno di 20 anni, è una proposta virtuosa in nome di quella periferia che, restituendo una semina costante a 4 generazioni, perché i bambini di allora sono le mamme di oggi, questa semina, piaccia o non piaccia a questa dittatura dell'ignoranza, è una semina che restituisce visione di bellezza. Una semina nella dittatura dell'ignoranza non è male. E in questo momento c'è tanta ignoranza, c'è tanta arroganza, c'è tanta violenza, e quindi andare in luoghi come Librino e continuare questo valore di bellezza che a volte sento ancora oggi dire: a che serve la bellezza? Vediamo se abbiamo qualche immagine. Sì. Abbiamo Cavalli nel vento di Filippo Messina. Queste sono le lepri che vediamo in sfondo. Sono terra di lepri. Perché Librino, anche questo è un grande lavoro di educazione alla bellezza. I bambini di Librino non sanno perché si chiama Librino. E come anche tutte le persone che passano attraverso Librino. Anche noi. Allora, queste 3 lepri, opera di Antonella Denisco,
Antonella De Nisco. Che sono colorate, una blu, una verde e una fuoco, e rappresenta il blu il cielo e il mare, quella verde la natura e quella del rosso il fuoco. E perché si chiama Librino? Perché Librino era una terra popolata solo di lepri. Poi è nata la città, da lepri, Leprinus, Aiem Leprinus, che io scriverò all'ingresso del quartiere, è un modo di restituire educazione ai ragazzi e a tutti quelli che passano, proprio sulla storia del nome che magari la gente non conosceva. Questo è bellissimo, sono opere di trasparenza, incorte in acciaio, dipinte da grandi artisti, e questo è l'ingresso, e questo è diventato l'ingresso del quartiere. Fantastico. E questo mi ha dato tanto. C'è uno sullo sfondo anche. Sì. Vediamo se c'è ancora. Poi ci sono immagine. ci sono le altre opere. Sì, altre opere Che abbiamo fatto poi, dopo le lepri che hanno restituito l'identità, ecco, 3.000 bambini del quartiere hanno scritto i loro sogni. 3.000 bambini, sì, che bello! E accanto a questa bellissima installazione monumentale di Filippo Messina, ecco, abbiamo restituito questi cavalli al vento, questi cavalli che devono proteggere i sogni dei bambini. Vedete, 100 cavalli, un bassorilievo storico, dove anche un muro in cemento armato che è diventata la porta dei sogni, perché io ho fatto la porta della bellezza, certo, la porta della no? conoscenza e delle farfalle. Questa è la porta dei sogni. Il sogno è sognare. E i bambini, scrivendo questi 3.000 pensieri sul sogno che troviamo accanto ai cavalli al vento, questi cavalli al vento, vedete come sono belli? Questi cavalli al vento sono di terracotta, scusi. È un bassorilievo in terracotta che insieme a tutte le altre porte al Librino ci sono 3 chilometri di bassorilievo in terracotta che hanno restituito la condivisione del processo artistico e il rispetto per la gente del quartiere. La gente del quartiere è contenta, ama questo progetto, ha restituito anche attraverso questi anni di devozione alla bellezza una condivisione, perché non dimentichiamolo che al Librino nessuno si è permesso di toccare le opere, e quindi anche queste opere che noi abbiamo fatto sono delle agenzie educative che proiettano il futuro, il rispetto e la cura, e questo al Librino c'è. Quindi Librino in questo momento sta affermando rispetto a Catania una sua testimonianza civile, etica, politica, culturale, di un rispetto dell'arte. Questa è la sedia gigante di un grande artista, Giancarlo Neri, con una luna in cima. Ecco, la porta dei sogni di Librino, per spiegarla bene, perché a volte ci sono delle... Ecco, questi sono tutti i sogni dei bambini. Questi 3.000 sogni dei bambini che abbiamo scritto in un anno di laboratorio in tutte le scuole del quartiere, questi sogni dei bambini sono stati consegnati simbolicamente ai cavalli al vento, ai 100 cavalli, che a sua volta i 100 cavalli trovano nella sedia dei sogni, con la luna sulla spalliera, il sogno per i bambini. Quanto è bello pensare che un bambino della scuola elementare media, passando dalla sedia con questa luna metafisica, si collega all'onirico. Una gigantesca luna, sedia, volevo dire, di Giancarlo Neri, quella che abbiamo visto prima. 10 metri. E i bambini hanno inciso 3.000 pensieri. 3.000 pensieri. Quindi è il sogno del sognare, è la porta dei sogni. Quando sento delle battute a che serve la sedia, serve a far sognare i bambini di un quartiere. È forse una colpa, e poi ci tengo anche a chiarire che ancora non si è compreso che dopo 20 anni della mia vita non è una questione di soldi, perché poi a volte ci sono quelle battute che dicono i soldi, l'amministrazione, a che servono questi soldi, sono inutili, meglio le strade. Voglio chiarire che la Fondazione Fiumara d'Arte, col Museo regionale Fiumara d'Arte, quindi non c'è un impegno da parte dell'amministrazione pubblica, quindi non sono soldi dell'amministrazione. Malizia sempre, perché gli onesti non devono dimostrare ai disonesti. Bella questa. E quindi oggi una società dove, mancando quell'onestà e quella testimonianza, a volte anche di una vita, non per arroganza o presunzione, ma io è da 20 anni che ho messo la mia vita al Librino, compreso il denaro, compreso la mia vita, il mio genio, compreso anche la solitudine a volte di impegni etici così importanti, dell'impegno. Allora voglio chiarire, l'amministrazione comunale ha dato tutte le autorizzazioni
con l'assessorato all'ecologia, con il quale c'è un bellissimo rapporto. Sono opere che devono essere anche naturalmente autorizzate e collaudate. L'amministrazione non ha avuto nessun impegno economico in questo progetto e per questo non si discute che meglio le strade che l'arte. L'arte la fanno gli artisti, chi deve fare le strade faccia le strade. Quindi voglio chiarire questo in maniera... è la sedia. Che Eccola qua, questa sedia, cari amici, è la sedia del sogno del sognare. Oggi che siamo così annichiliti, depressi, rabbiosi, lividi, rancorosi, per andare al librino, entrare dalle lepri che ti consegnano il nome, i cavalli al vento che proteggono i sogni, è la sedia che per tutti i bambini è il sogno del sognare. Penso che proprio in questo momento della nostra società contemporanea sia la risposta civile, etica, culturale importante di restituire il valore alla conoscenza e ai sogni. I bambini, lo dico sempre, si devono armare nelle due mani delle armi più potenti che l'uomo ha. E un bambino deve capire, in una mano i libri e nell'altra mano i sogni. Bello. I bambini devono sapere e sognare. Quando un bambino di qualunque luogo al mondo oggi studia, quindi ha un pensiero critico, non è schiavo né di ignoranza di quella dittatura, spegne i telefonini e riaccende la coscienza civile del pensiero, dello stare insieme, della società che purtroppo non ha più il cuore a tamburo di bellezza, e il sogno è l'anima. L'artista non fa strade, non fa fogne, l'artista restituisce sogni a tutti i bambini del mondo. Non è il suo compito. Non è il mio compito. Io l'artista lo posso dire liberamente, chiaramente, ammonendo l'ignoranza, perché l'ignoranza va ammonita, perché quando si sceglie la bellezza, l'etica, che dell'etica ne fa estetica, e il librino è la risposta da 20 anni, non si discute sull'argomento, chi paga e chi non paga, a che serve e a che non serve. La cultura è sogno, coscienza, critica e sapere. Bellissimo. Questa è l'azione dell'artista. Dovrebbe valere in tutti i quartieri e non solo nella periferia. Certo, ma la società oggi in questa contemporaneità è ammalata. Noi pensiamo, quando siamo ammalati, alla cura, sì, anche rispetto al nostro corpo. Però anche se poi guariamo, con la cura abbiamo sempre la memoria di quella malattia. Oggi la nostra società è non ammalatissima, di più. Abbiamo perso qualunque valore di essere e senza, solo apparire, solo apparenza, solo ego, solo violenza. E allora oggi penso, da artista, che non c'è bisogno della cura, c'è bisogno dell'innesto. L'innesto di che? Perché quando la pianta è ammalata, un limone, se curiamo il limone avrà sempre quella memoria della malattia. Se faccio l'innesto a quella pianta, si trasforma in melograno. E quando una pianta era limone diventa melograno, ha un'altra visione, non ha più il rancore della memoria della malattia, che a volte ne parliamo sempre. E come far diventare melograno il limone della nostra... Rimettendo al primo posto quel valore di essere comunità. Rimettendo al primo posto tutte le agenzie educative che sono in questo momento carenti, dalla famiglia alla scuola che è stata massacrata, è diventata soltanto un'agenzia burocratica e non c'è più consegna di conoscenza. Bisogna restituire la visione del futuro, perché l'occhio, quando non è collegato al cuore, c'è la cecità. Quando si collega col cuore, ritorna la vista, che è la vista dell'invisibile, la visione dell'invisibile. E allora al librino, se i ragazzi, con tutte queste generazioni che noi ci siamo voluti bene, io amo tantissimo il popolo di Librino, perché è anche un po' la mia gente, lo faccio per loro. Beh, certo. E quindi regalare queste opere, adesso la vita è un comodato d'uso per tutti. Mi farebbe piacere che la regione siciliana, il presidente Schifani, ha dato una sua disponibilità al progetto più che altro di Fiumara d'Arte in tutta la Sicilia, perché io ho fatto un grande parco di scultura nella provincia di Messina che ho donato alla regione. Librino è un grande parco, un museo a cielo aperto,
Ecco, queste opere, questi parchi, questi musei che io ho fatto nella mia vita hanno bisogno di protezione. Allora, quindi la sua proposta al Presidente Schifani qual è? È di fare adesso una legge dove tutto ciò che io ho prodotto nella mia vita, dalla Fiumara d'Arte al Librino, diventa un museo regionale che naturalmente qui a Catania deve avere un'interlocuzione di armonia e di affettuosità con l'amministrazione comunale, col quale col sindaco c'è un bellissimo rapporto con tutti gli assessori. Quindi penso e spero che questo grande patrimonio che io ho fatto nella mia vita, adesso ho anche l'età, possa essere un domani con la cura della bellezza dell'anima, possa essere rispettato e consegnato al futuro, perché questa è storia di Sicilia di 50 anni. È una prospettiva bellissima, ringraziamo il maestro Antonio Presti, ci auguriamo che velocemente la Regione faccia sua la proposta. E poi ricordiamo che il 22 marzo, ecco, mercoledì alle 10, in questa bellissima scuola Musco di Librino, che è anche un liceo artistico, e quindi avere un liceo artistico all'interno della comunità di Librino come formazione importante, faremo questa bellissima inaugurazione alla presenza di tutti i ragazzi delle scuole per consegnare ancora una volta lo spirito di quella semina che trova nell'abbraccio del Noi a Librino il senso. Appuntamento a mercoledì all'Angelo Musco e grazie per questa anteprima così importante e così anche piena di senso che ci ha dato il maestro Antonio Presta. Adesso facciamo una breve pausa e guardiamo un attimo il tempo che fa e poi dopo parleremo di un romanzo giallo che si chiama Correva l'anno 1924, un anno drammatico per il nostro paese. Vediamo. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo instabile sulle regioni settentrionali e sulla Toscana per una nuova perturbazione che porterà rovesci e temporali, localmente anche di medio-forte intensità. Altrove cieli in prevalenza sereni. Sulla Sicilia il tempo sarà variabile, specialmente sui settori orientali della regione, con qualche nuvola in più e qualche possibile residua nota instabile. Altrove invece non mancheranno ampie schiarite e punte massime intorno ai 22-23 gradi. Nel corso della giornata di martedì splenderà il sole sulla Sicilia con qualche velatura, ma che sarà solo in transito. I venti saranno deboli, con mari infatti che risulteranno calmi o poco mossi e temperature massime in ripresa, con valori fino ai 27-28 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo. Tutto era buio di qua. Abbiamo un altro ospite, gli diamo il benvenuto con molto piacere, è Pietro Manu Guerra, che ha pubblicato un romanzo giallo intitolato Correva l'anno 1924. Sì. La casa editrice è Mesogea. Perché 1924, che è un anno drammatico, dicevamo, per la storia del nostro paese, l'anno dell'assassinio da parte del regime fascista di Matteotti? 1924 è un anno importante appunto per quello che è successo e ho deciso di ambientare il mio romanzo in quell'anno, anche perché richiama molti elementi di attualità con l'oggi e poi perché volevo creare una storia particolare in cui il protagonista non è un super investigatore ma un uomo comune, anzi un uomo con un deficit sensoriale, cioè un sordo di 30 anni che si chiama Gaetano. Ed non è un detective come usa adesso nella letteratura contemporanea, ma ha detto è anche un portatore di handicap. Sì, ha questo deficit sensoriale, però nonostante questo si trova lui costretto, captando casualmente un dialogo fra due loschi figuri sotto un ombrello durante un funerale, lui comincia da questo piccolo dialogo che hanno queste due persone per cominciare una sua indagine personale che lo porterà a indagare su dei fatti di cronaca locale, degli omicidi che avvengono nel paesino e poi si collegheranno a fatti nazionali più importanti come l'omicidio Matteotti. Come l'omicidio Matteotti. E lui
non ha naturalmente un ufficio per indagini, ma vive con la famiglia, no? Sì, con le zie. Con le zie. Sì, perché è orfano, vive con 2 zie maestre che lo hanno seguito sin da piccolo, da quando lui a 7 anni ha perso l'udito, e quindi lui riesce a trasformare il suo svantaggio in un vantaggio, perché ovviamente pensiamo nel 1924 come poteva essere considerato un sordo, poco meno di niente. Cioè, non aveva diritto a un lavoro, alla scuola, a una famiglia, cioè una vita sociale, figuriamoci all'amore, diciamo. Quindi lui trasforma questa sua invisibilità sociale in un vantaggio, in un superpotere. Per questo io ho preferito fare tutto questo passaggio da uno sconfitto in partenza a uno che risolve alcuni dei problemi, rispetto a scegliere un super poliziotto alla Sherlock Holmes. Direi che è anche una morale che vale oggi, naturalmente. Anche perché lui, Gaetano, legge il labiale, e questo è il superpotere che un po' lei gli ha attribuito, è vero? Non solo legge il labiale, ma gode di una invisibilità sociale che gli permette di muoversi liberamente senza che nessuno se ne accorga, perché lui non conta niente, quindi approfitta di questa sua cosa per poter captare tanti dei segnali, perché lui è abituato, essendo disoccupato chiaramente, passa intere giornate a osservare le persone, quindi osserva, ovviamente non potendo ascoltare le parole, che fra l'altro ci servono per nasconderci le parole spesso. Lui invece capta tutti i segnali non verbali, il modo di atteggiarsi, il modo di muoversi in piazza o insieme agli altri, le camminature, il modo di camminare, il modo di muoversi, e quindi lui da questo ne ricava grandi giovamenti e conoscenze sulle persone del paese e anche forse sulla condizione umana. Davvero? Parliamo un po' di lei. Lei è di Caltanissetta? Sì, sono nato a Caltanissetta, ma ho vissuto a Riesi fino a 18 anni. E poi sono andato all'università e mi sono laureato in veterinaria e lavoro all'ASP di Messina. E concilia entrambe le attività? Non è tanto semplice, perché effettivamente mi sono avventurato in un romanzo storico molto intricato, impegnativo, ho dovuto fare molte ricerche storiche, infatti preferisco il seguito dedicarlo dopo il pensionamento. Il seguito vuol dire, ci annuncia che ci sarà un... Sì, ha già cominciato a bozzare alcuni sviluppi ed è costruito in questo modo anche perché ci sia un seguito del romanzo. È molto bello il fatto che, come dire, uno scrittore dei nostri giorni si voglia ricollegare a un periodo storico che molti giovani non conoscono, giustamente, magari si studia un po' qua e là a scuola. Ma come le è venuto in mente proprio il 24? Forse alla base di tutto questo c'è il fatto che sono stato allevato da 2 zie, pure io, molto anziane, che hanno allevato prima mia madre e mio zio e poi me, mio fratello e altri cugini. Che bello! E quindi loro, essendo maestre, non essendo sposate, ci raccontavano della loro giovinezza. La loro giovinezza era proprio in quegli anni, io sentivo tutto, parlare delle canzoni, di come si svolgeva la socialità nel loro paese, eccetera. A queste ho aggiunto, ho avuto la fortuna che a Riesi si è aperta una sezione AMPI dell'Associazione Nazionale Partigiani. Come no? Certo. E questo giovane che l'ha fondata ha attinto all'archivio nazionale dell'AMPI, quindi ho potuto raccogliere anche grandi informazioni su quel periodo e ho potuto intervistare pure i nipoti dei principali esponenti antifascisti dell'epoca, sì. E che erano 2 gruppi, due associazioni clandestine, una valdese e una non valdese, una normale, la laica, perché a Riesi è dal 1853 che c'è una forte comunità valdese. Questo è molto bello, quindi riscoperta dalla storia nazionale, ma riscoperta anche della storia locale, della cultura locale. Sì, fra l'altro non ci sono molti romanzi in Sicilia che parlano dei movimenti antifascisti nella Sicilia centrale, diciamo. Ne ha parlato un po' di fascismo Sciascia nelle parrocchie di Regalpetra, ne ha parlato Elio Vittorini a Siracusa, però o a Modica, ma non nella Sicilia centrale, quindi ho voluto
Perché parlare. poi lei, insomma, adesso senza anticipare molto, si arriva con gli intrecci, si arriva fino a, diciamo, Roma, Sì. Roma dell'epoca, naturalmente. Sì. Un'anticipazione sul seguito ce la può dare? No, ancora no. No? Comunque non lo posso dire perché appunto essendo un giallo preferisco, però so, cioè, chi leggerà il libro capirà come potrebbe svilupparsi evolvere, il seguito, quindi specialmente nelle ultime pagine. Un invito in più per leggere Correva l'anno 1924, ecco, lo vedete qua, Pietro Managuerra e La Casetice Mesogea. Complimenti, Grazie. Allora l'aspettiamo per il seguito poi. A disposizione. Magari l'avremo letto, le faremo noi la sorpresa. Grazie. Per essere stato con noi, ancora complimenti. Tra poco parleremo dei successi dei porti siciliani per il numero ampio, sempre più ampio e crescente dei passeggeri nei porti. State con noi. Buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, sono già passate le 9, sono 9:04 per la precisione, adesso noi andiamo a Messina in collegamento, ecco vedete, con il nostro Francesco Triolo, il commissario straordinario dell'autorità portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, diamo il benvenuto e il buongiorno a entrambi, per comunicarci una notizia importante. È vero Francesco, comincia tu. Buon pomeriggio, buongiorno intanto da Messina. Vi faccio vedere dove siamo qui col commissario straordinario. Siamo sulla banchina del porto di Messina con alle spalle una delle 3 navi da crociera che ci sono quest'oggi a Messina, e non è un caso che siamo qui perché Messina è diventata l'8º porto nazionale per arrivo di navi da crociera, una crescita esponenziale. Questo sostanzialmente la notizia che diamo, nel senso che la crescita del porto di Messina sta diventando ogni anno sempre esponenziale, e quindi è anche un buon viatico per i prossimi anni, dove già c'è una sorta di sold out dei attracchi. Consideriamo che questo mese di ottobre, e coinvolgo il commissario, è strano, ma è uno dei mesi in cui arrivano tante navi, commissario, molte più magari dei mesi in cui si pensa che siano di vacanza. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti. Un bel mese, ottobre. Oggi abbiamo 3 navi in porto, quindi tantissimi crocieristi. Si conferma un trend ottimo per il crocierismo in Sicilia e a Messina in particolare. Messina è il 18° porto anche in Europa, quindi un record, e anche questo è frutto di una programmazione che è stata negli anni capillare, con delle ottime professionalità all'interno dell'autorità di sistema, quali è la dottoressa Cristiana Laurà, che ha approfondito nel corso del tempo tutti i bisogni della città, i fabbisogni dei vettori, degli armatori, e insieme al comune ha messo a sistema questi ragionamenti. Quindi un porto, quello di Messina, che è assolutamente aperto al crocierismo, una città che piace molto. Mi piace fondamentalmente perché il porto è dentro la città, è una parte integrante, è un elemento costitutivo. I crocieristi arrivano, attraversano una strada e sono in 30 secondi al Duomo, al municipio prima e poi al Duomo. C'è un percorso di monumenti che vengono visitati e spesso troviamo anche i crocieristi in posti inimmaginabili, in percorsi museali, in strutture anche che pochi conoscono, per esempio al quartiere Tirone, che è un quartiere ottocentesco della città, alquanto distrutto, ma troviamo i crocieristi che girano, che hanno voglia di narrazione. Sono 5.000 oggi le persone previste che arriveranno in città. Michele, ti faccio fare una passeggiata insieme al commissario, perché ci troviamo in uno dei posti e dei luoghi più belli di Messina. Proprio il panorama che vedono anche i crocieristi quando arrivano in città, cioè quello
che va sulla Madonnina sul porto, eccolo qua, sulla zona falcata, che sostanzialmente diventa il prossimo obiettivo, la prossima sfida che l'autorità di sistema portuale vuole lanciare, perché lì, come vedi, all'interno c'è tutta la zona della cantieristica navale d'eccellenza, quella messinese. Sono stati fatti qua i catamarani, gli aliscafi di ultima generazione, ma dall'altro lato tutta la zona che porta che si affaccia all'altro mare sta per essere bonificata e diventerà una zona, possiamo dire, la riviera di Messina, dove c'è la possibilità di andare a mare a 300 metri dal centro. Sì, è una enorme opera di riqualificazione e di bonifica. Questo è il porto più grande del Mediterraneo, il porto naturale più grande del Mediterraneo. È una rotta che da sempre ha affascinato ma anche spaventato intere generazioni di navigatori. Non è un caso che a volte i greci, per non passare dallo stretto di Messina, si rifugiavano a Naxos e da Naxos percorrevano una strada interna verso Tindari e quindi verso il mare Tirreno per non passare dallo stretto, proprio perché il nostro porto era inespugnabile e bisognava anche tributare eventualmente una serie di dazi sia in periodo preistorico che anche in periodo pre-greco. Poi furono i greci fondamentalmente a far emergere il porto in tutto il suo splendore. La falcata è proprio questa falce, il termine deriva dal siluro Danklon e poi Zancle, significa proprio falce, è simbolico perché è l'edilazione di Zeus nei confronti di Crono nei confronti di Saturno nei confronti di Crono, ecco, mi ero un attimo confuso fra i vari miti. È una zona che sarà riqualificata con un intervento di bonifica di oltre 23 milioni di euro. La gara d'appalto sarà attiva nei prossimi 2 mesi. Questo è tutto il settore anche della cantieristica navale, la base militare, la Madonnina. La Madonnina che è uno dei simboli della città e rappresenta la Madonna della Lettera, appunto con la frase che San Paolo rivolse ai messinesi con questa lettera che era avvolta dal capello della Madonna. Siamo fortunati oggi perché c'è una giornata ideale, magnifica, per poter farvi vedere proprio live quello che è in questo momento il clima e anche la bellezza di una città che a volte si nasconde ma a volte svela davvero degli angoli anche particolari di se stessa. Ecco Francesco, però i successi della cantieristica e della crocieristica in Sicilia non riguardano naturalmente soltanto Messina, che pure hai così diffusamente descritto insieme con il commissario Rizzo, ma diciamo anche tutti gli altri porti. Qui vediamo una carta che ci fa vedere un po', pensate che sono 12 porti, no? Abbiamo 9 province e 12 porti che hanno grande successo, dove il primo naturalmente leader è Palermo, giusto? Dico bene Francesco? Esatto Michele, il primo è il leader, è Palermo, poi Messina, quindi Catania, attorno tutti gli altri porti che fanno comunque riferimento alle varie autorità portuali siciliane, ma questo permettimi di dire che testimonia ancora una volta come la Sicilia sia davvero il centro del Mediterraneo, un hub importante con grandissime potenzialità. I numeri quasi dei vede passeggeri che vengono... Solo Palermo supera 1 milione, è impressionante, passeggeri. Esatto, ma anche le percentuali di variazione, come cambiano rispetto agli anni, con un incremento costante, dimostra come la Sicilia viva questo appeal davvero importante, commissario, per tutti quanti i porti siciliani. Ci si aiuta a vicenda perché valorizzare, chiamiamolo il brand Sicilia.
Sì, il dato intanto è molto interessante e denota una crescita esponenziale. Poi le autorità di sistema provano ad aiutarsi a ragionare per evitare quel fenomeno che è tanto studiato e avversato, che è l'overtourism, vale a dire la capacità di poter attrarre il turismo in 12 porti diversi. Significa che si prova a non far saturare un porto, perché poi una massa di persone intense si riversa nelle città, a volte con dei picchi di orario, e quindi si tenta di disciplinare questo accesso che viceversa diventa un boomerang, proprio perché migliaia di persone si trovano contestualmente negli stessi luoghi, come a Messina, come a Catania, come anche nelle piazze principali di Palermo. Bene, Ecco perché bene. è necessario differire. Sì. Vi ringraziamo molto con il nostro Francesco Tirolo, il commissario straordinario dell'autorità portuale dello Stretto, Francesco Rizzo. Grazie per questi dati che ci avete fatto vivere, che sono molto molto incoraggianti. Naturalmente ci dispiace un po' che la fruibilità del collegamento non sia stata perfetta, ma la sostanza c'è comunque arrivata. Complimenti e buon lavoro. Dunque, adesso noi passiamo a tutt'altro, diamo un'occhiata, cominciamo a dare un'occhiata alle stelle, prima dal punto di vista dell'oroscopo e poi con il resto. Prego, buongiorno Sicilia. Allora, vediamo un po' se il nostro Marco Amato oggi è in collegamento. Marco, ci sei? Ci sono felice sei di esserci. come? Buongiorno Michele, buongiorno Sicilia. Fantastico, quella cos'è? Un bicchierino, una tazza, una candela? Che cos'è? È una tazza fatta con una particolare colatura di cristallo cromatico. Mi ricorda molto proprio la lava. Mi piace perché è un fuoco che riplasma e rigenera. Io sono un grande amante di tutti i simboli che hanno il concetto della fenice in sé, come i vulcani, come il fuoco sacro che rigenera ogni tipo di esistenza. Giusto, ma hai un personaggio oggi in particolare da mettere in evidenza? Sì, Ariete è rosso come il fuoco, esplosivo e vitale, ed è Angelina Mango. Di lei vi volevo raccontare che esce proprio questa settimana il suo nuovo album dopo una pausa forzata, perché vi ricordate aveva avuto dei problemi alle corde vocali e quindi è stata costretta ad una pausa. Ariete che rinasce sempre e che se ne esce con un album nuovo, si chiama Cara Me ed è qualcosa di sorprendente proprio perché mette un po' anche i suoi sogni di bambina dentro questo nuovo album, con un'ingenuità ma che fa parte sempre di quel misto di partenopeo di Sud Italia che è legato anche un po' alla Sicilia, alle nostre corde, alle nostre tradizioni. L'Ariete è il primo segno zodiacale, rappresenta l'esplosione del Big Bang, quella che ha generato l'intero universo, e porta con sé sempre i semi della vita. E l'Ariete oggi in particolare viene rafforzato perché la situazione astrologica oggi è molto particolare, mi dicono le stelle, proprio perché Mercurio, il comunicatore dello zodiaco, si congiunge a Marte, quindi parole forti, affermazioni piene di passione, di successo, di visceralità. Le parole non vogliono nascondersi con questo aspetto, anzi tendono a essere plastiche ed a abbracciare una verità che spesso viene occultata. Cosa dicono allora le stelle? Ariete, per voi più forti, più veementi, però andateci piano, la diplomazia non è mai stata il vostro forte, però adesso scatenate un po' troppo. Toro, per voi in opposizione, a voi non piace molto parlare, preferite essere più pratici, ma sicuramente questo aspetto vi porta a dire le cose come stanno anche con il partner, con cui c'è qualcosa da dire. Gemelli, per voi è un po' distante questo aspetto, anzi temete un po', come dire, chiacchiere intorno a voi, però questo non vi impedirà di trionfare con una bella Venere e la Luna congiunte in bilancia che oggi vi danno forza. Cancro, per voi è un aspetto di trigono bellissimo, quindi oggi finalmente riuscirete a dire veramente quello che volete, soprattutto al lavoro. Leone, per voi non capirvi
È impossibile, visto che dite sempre quello che volete. Questo aspetto però oggi non vi farà trattenere, quindi leoni anche voi più scatenati che mai. Vergine, questo aspetto vi dà di nuovo forza, Mercurio è il vostro pianeta, quindi più assertivi. Bilancia, qualcosa da discutere per voi, dovete chiarire alcuni punti. Scorpione, i protagonisti dello zodiaco oggi con questa forza comunicativa inusuale. Tra l'altro un bellissimo trigono con Giove vi porta a essere di nuovo protagonisti oggi del buoni accordi. Sagittario, per voi c'è un po' da valutare le conseguenze delle azioni, riflettete un po'. Capricorno, per voi un ottimo lavoro di squadra, forza ed efficienza. Acquario, per voi è un aspetto di quadratura, quindi oggi preferirete dire il meno possibile e chiudervi un po' nei vostri ghiacci emotivi. Pesci, trigono per voi, finalmente più assertivi, più motivati sulla cresta dell'onda. Lavoro e soprattutto emozioni sono quelle che vi sostengono di più. E detto questo, con la mia tazzina rossa che sa tanto di rinascita, auguro a tutti una buona giornata, orgoglioso licatese di aver visto la propria città, uno dei 12 porti più importanti della Sicilia. Buongiorno dubbio. Sicilia. Buongiorno a te e buon caffè. Adesso ancora un'occhiata ai quotidiani e ai giornali con Emanuela Corsi. Sì, vediamo la pagina degli spettacoli del Corriere della Sera, perché ieri grande concerto di Lady Gaga a Milano che ha travolto letteralmente il capoluogo appunto lombardo. Lady Gaga e il suo popolo ad Assago al Forum, in scena la prima delle due attesissime date nel nostro paese. La star conquista Milano davanti a tanti altri cantanti, a tante star che hanno partecipato a questo concerto da spettatori. Per esempio Elodie e Mahmood, che sono tra gli artisti italiani più amati del momento. I fan in tenda in attesa appunto di questo concerto evento, e poi lei che piange ricordando le nonne italiane, perché lei si chiama Germanotta, non Lady Gaga chiaramente, ed è di origini appunto italiane. Quindi il primo dei due concerti. E poi vediamo invece Bruce Springsteen, che ieri è stato ospite da Fazio sul 9 e dice: gli Stati Uniti non devono diventare un'autocrazia. Springsteen è uno degli artisti americani più impegnati, insomma, anche politicamente, quindi ha detto una anche frecciata a Trump. A Trump, esatto. Grazie Emanuela, noi siamo alla conclusione, grazie a voi per averci seguito. Vi ricordo gli appuntamenti su Antenna Sicilia, il telegiornale alle 13, invece su Telecolor alle 14. Che cosa dire? Buongiorno Sicilia a tutti. A domani con altri colleghi, naturalmente, altre notizie e aggiornamenti.